Imponente servizio di controllo del territorio sul Lido di Roma, dove i carabinieri della compagnia di Roma Ostia hanno operato nelle principali aree note per l'attività di spaccio del litorale. Le attività sono supportate dalle aliquote di primo intervento di Roma e Fiumicino e dall'impiego delle unità cinofile antidroga. A garantire una costante cornice di sicurezza dall'alto, un elicottero del nucleo elicotteri carabinieri di Pratica di Mare, che sorvola l'area per monitorare i movimenti sospetti e coordinare le pattuglie a terra nei complessi popolari del quartiere. I carabinieri hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno trovato in un appartamento di Piazza Gasparri in possesso di decine di dosi di hashish ed un altro trovato in un appartamento dei lotti di via Vasco da Gama trovato in possesso di 328 dosi di cocaina, 275 di crack e 2 panetti di hashish. Altre 3 persone sono state arrestate in applicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria legati all'aggravamento di precedenti misure cautelari. Parallelamente sono state denunciate 5 persone per detenzione ai fini di spaccio trovate in possesso di 128 grammi di hashish, 10 di cocaina e 9 di crack. Sono in corso ulteriori verifiche su 15 soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, nei cui confronti sono state contestate violazioni amministrative. Particolare attenzione è rivolta a 2 appartamenti individuati come possibili basi logistiche per l'attività di spaccio. Le perquisizioni hanno già portato all'identificazione di 4 persone all'interno degli immobili. In una delle abitazioni i militari hanno rinvenuto 70 grammi di hashish suddivisi in un panetto e 47 dosi pronte alla vendita, oltre ai bilancini di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita.